Nelle parole del presidente verde-azzurro, le ragioni che lo hanno spinto a scegliere Marco Mariotti. Sì, innanzitutto, come l'ho fatto anche nelle categorie precedenti, nei campionati precedenti, innanzitutto si guarda l'uomo, poi si guarda il mister. Ovvio che ci deve essere un connubio fra le due cose, perché se no non si andrebbe da nessuna parte, ma per quanto riguarda quello che il mister sa fare in campo, sa dare in campo, non sta a me stabilirlo, ha un curriculum che parla da solo abbastanza importante. Per la categoria credo che sia veramente un lusso qui in Serie D avere la prestazione di Marco Mariotti. Per quanto riguarda invece il nostro confronto personale per tutto il resto, ho trovato una grande persona, un grande uomo, uno che ama i giovani, che ama i ragazzi, che ha fatto il settore giovanile, per dire settore giovanile, ha fatto un settore giovanile importante, ha tenuto la Beretti della Ternana e sì che sa cosa vuol dire giovane. Noi che abbiamo ringiovanito notevolmente la squadra avevamo bisogno di una persona che sappia condurre questi ragazzi sia nella vita di ogni giorno che nel calcio, e sono straconvinto di aver trovato veramente la persona giusta che fa per la Nuorese. Il sostituto di Bernardo Merieu è pronto, battagliero, e vedremo una grande Nuorese. Sul piano la squadra rimane, adesso la visionerà, insomma, per adesso rimarrete così. Sì, sicuramente non ci saranno grossi stravolgimenti, perché alla base di tutto c'è stato il discorso che la squadra era già stata fatta, sì che c'è un modulo di gioco che sarà un 4-4-2 che sicuramente potrà essere anche modificato, perché anticipo che torneremo sicuramente sul mercato per l'attacco, perché anche lì ci saranno delle novità nei prossimi giorni. Però lo faremo, abbiamo aspettato l'ingresso del mister prima di prendere delle decisioni, ma la base di tutto rimarrà quella che è, non ci saranno modifiche essenziali. I nostri giocatori sono stati scelti uno per uno in una campagna abbastanza importante da giugno a oggi, e col mister che ha sposato il nostro progetto sposa le nostre scelte.